Abbiamo ricevuto una notizia impattante questa sera che promette di scuotere il dietro le quinte del Napoli. Per tutti i fan e i seguaci, eccoci con un altro aggiornamento affascinante sul nostro amato club. Siamo costantemente alla ricerca di miglioramenti e ci dedichiamo a portarvi le novità più fresche e rilevanti. Prima di esplorare questa novità eccitante, ricordatevi di mettere mi piace al canale e iscrivervi per rimanere aggiornati su tutto ciò che accade. Oggi riveleremo uno sviluppo che sta movimentando la scena e potrebbe definire il futuro del nostro club. Nei corridoi del Napoli si preparano cambi sorprendenti. Oggi l'attenzione è rivolta al rinnovo dei contratti di due giocatori chiave del Napoli. Frank Zambo Anguissa, il talentuoso centrocampista camerunense, sembra aver trovato un accordo con il club per un'estensione del contratto, che includerà un significativo aumento salariale. Secondo Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sports, Anguissa è felice a Napoli e stiamo procedendo rapidamente verso il rinnovo. Al momento, non vedo come possano sorgere problemi. Tuttavia, la situazione di Kvicha Kvaratskhelia è piuttosto diversa e più complessa. Le trattative per il rinnovo del contratto del giocatore georgiano non stanno procedendo così fluidamente. Ugolini aggiunge che se le cose non si calmano entro dicembre, sarà molto complicato trovare un accordo che possa rendere tutti felici. Con pochissimi anni di contratto rimanenti la prossima estate, Kvaratskhelia si troverà in una posizione di forza. Forse rinnoverà a giugno, ma per me sembra complicato. Ora, vorremmo sentire da voi, tifosi, come vedete la questione dei rinnovi di Anguissa e Kvaratskhelia? Ci sono preoccupazioni riguardo al futuro di Kvaratskhelia con il club? Condividete le vostre opinioni nei commenti qui sotto e partecipate a questa importante discussione sul futuro della nostra squadra. Non dimenticate di mettere mi piace al video e iscrivervi per altri aggiornamenti.